Quello che portiamo, quel ramo, non è un amuleto che noi mettiamo in casa per aver fortuna, ma è un ricordo. Ci dice che vogliamo accogliere Gesù come nostro Re. Accogliere il Signore nelle case e nella vita di ciascuno è scaturita da questo invito, la riflessione di Monsignor Alberto Tanasini nella Domenica delle Palme. Dopo aver ripetuto il rito della benedizione, il Vescovo ha presieduto l'Eucarestia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, perché il rito non è e non può essere staccato dalla celebrazione, altrimenti non si comprende fino in fondo il sacrificio di Cristo, il suo scendere fino all'abisso dell'umanità. Lo straordinario di questo evento, ha spiegato il pastore della diocesi, in un mondo in cui la cronaca ci ha abituato alle più inimmaginabili atrocità, lo si comprende solo nel vivere la fede nel fatto che Gesù Cristo sia davvero il Figlio di Dio. Lo straordinario è proprio qui, che non è sceso dalla croce, ma Lui ha dimostrato la sua grandezza e potenza rimanendo inchiodato sulla croce, andando fino in fondo nel darsi, nell'obbedire al Padre, nell'affidarsi a Lui, nel darsi per noi. Non solo, ma questo spinge a riflettere anche sul mistero eucaristico, nel quale si rivive quello che è accaduto nella passione del Signore. Vivendo l'Eucarestia, aggiunto il Vescovo, restiamo uniti al Signore e riceviamo la vita. Il fatto che molti di noi disertino con superficialità la celebrazione eucaristica domenicale vuol dire che non abbiamo capito nulla del grande dono che ci è stato fatto. Il dono di rinnovare continuamente il nostro alimentarci alla vita eterna che Cristo Signore ci ha dato. Ritorniamo, se vogliamo davvero partecipare alla gloria di Cristo, avendo partecipato alla sua passione.